Rieccoci, se non erro c'è una telefonata in attesa, Presidente. Pronto? Pronto? Sì, pronto, da dove chiama? Siamo da Sant'Anna di Chioggia. Un secondo che adesso le danno più volume che se no non la sento. Da dove, prego? Da Sant'Anna di Chioggia. Sì, in provincia di Chioggia. Chioggia, perfetto, benissimo. Dica tutto, signora. Allora, noi lavoriamo in radicchio. Sì. E a noi adesso ci danno 28 centesimi. Sì. Giro l'angolo, faccio 5 chilometri al supermercato, costa 2 euro. Io vorrei sapere il motivo di queste cose. Chiaro. Adesso chiediamo al Presidente, questo è un eterno problema, signora. Grazie di avercelo segnalato e vediamo subito il Presidente che cosa dice. Grazie, signora. Cosa diciamo? È una cosa vergognosa, però è lamentata da tantissimi che ci scrivono, Presidente. Guardi, questo è il tema, glielo dicevo prima, no? La pandemia che ha generato dei problemi, diciamo, oggettivi, diretti per quanto riguarda una serie di motivi, poi ha innescato anche un sistema di speculazione sull'agricoltura che non è da oggi, è un sistema ormai che perdura da anni, tanto è che nel documento che noi abbiamo presentato al governo e anche come nostro, dicevo, documento programmatico, noi crediamo che oggi il sistema della filiera sia un sistema ormai arrivato al suo termine, perché parte da un presupposto. Prima si fa il prezzo dove ognuno si deve tirar fuori la propria parte e poi si arriva al produttore. Cosa inaudita, perché quando io andavo a scuola mi dicevano che il prezzo non si faceva il costo di produzione più il ricavo, più il ricarico. Fino ad oggi avviene l'esatto contrario. Quindi da un radicchio che a 28 centesimi credo che questa signora non abbia la villa in Svizzera, ma tutte le mattine andrà a raccoglierli e a lavorare, poi arrivare a 2 euro all'interno di quel sistema lì, di quella catena lì, di quella filiera lì, tutti quanti ci speculano tranne che l'agricoltura. Allora, oggi questo è un sistema etico, oggi questo è un sistema che si può ancora sostenere? Io credo di no, credo che ormai la filiera vada superata, occorre pensare ad un sistema di filiera, occorre un sistema economico che ripartisca in maniera giusta quello che è il prezzo. Allora uno può dire sì, ma lo dici da una vita, ho capito, ma se noi non facciamo questo, il risultato è che probabilmente perderemo presidio di territorio, perché le persone non ci stanno più dentro e allora dopo tutto quello che ci avviene attorno non possiamo dire ma però non ci sono più gli agricoltori che gestiscono il territorio, perché l'agricoltore non vive di aria, non vive di favole da mulino bianco, vive di economicità e di reddito. Quindi quello che noi chiediamo anche alla politica, cominciamo a monitorare su queste cose qua, su queste pratiche schifose, non sleali, sono schifose, perché poi che da 28 centesimi a 2 euro non ci sia un minimo da trasferire la produzione. E dico poi, io lo allargo, lo so che magari risulterà antipatico, ma su questa partita qua c'è anche il cittadino, anche il consumatore. Ma quando vai a comprare all'asta a doppio ribasso, ma quando vai allo sconto dello sconto, ma da dove pensi che poi vai a casa e dici ma mangio italiano, mangio sano? Sì, ma prima o poi non mangerai più sano neanche tu, perché dove pensi che lo tirino giù quello sconto lì? Lo tirano giù la produzione, e allora se tu metti in tensione questo sistema qua, otterrai aziende che non ce la faranno più, aziende che magari dovranno tenere la gente in nero, aziende che non potranno avere ricambio generazionale manodopera perché non hanno redditività da portare, e spesso qualcuno che magari va a barare anche all'interno dei sistemi di gestione produttiva. Sì, però è importante. Certo, però questo sistema che è viziato assolutamente. Abbiamo da un lato, come dice lei, c'è il produttore, la signora della fattispecie che ha 28 centesimi, oppure il latte, insomma ci sono vari ambiti con prezzi assurdi. Io cittadino vado, o magari una famiglia, ognuno ha i propri problemi, a parte chi sta bene, e va a comprare dove riesce a comprare, perché magari va dal fruttivendolo e altro che a 7 euro addirittura, che sono prezzi vergognosi. Cosa può fare, al di là di andare quando ci sono i mercati locali, quando ci sono, che anche lì poi i prezzi non è che siano tanto vantaggiosi, però non è che ha tante chance, perché quella è la situazione. Grande distribuzione, GDO, fatta in vari sistemi, oppure fruttivendolo, che purtroppo da noi in Veneto non è come nel sud Italia, il fruttivendolo ha buoni prezzi, qui sono cari, sono veramente delle boutique della frutta e della verdura, e dopo c'è il produttore che poveretto non ci sta dentro. È un paradosso assurdo, cioè la filiera chi la deve tagliare? Per rispondere alla produttrice ma anche a tanti che ci scrivono sempre,
chi può intervenire e che cosa fare? Perché il cittadino va dove trova, insomma, poi al di là di tutto. Ma sì, allora c'è un concetto che se lei sente quelli della grande distribuzione dicono che il sottocosto è come posso dire, un aspetto democratico, perché mette in condizione a tutti di poter attingere al prodotto, no? È un po' quello che diceva lei. Io ho dei livelli di acquisto che sono estremamente alti su determinati ambiti, tipo alcuni ortofrutticole, e altri che sono estremamente bassi. Allora è chiaro che qui occorre un intervento politico. Le faccio un esempio. Quando all'inizio della pandemia ci fu una speculazione sul lattiero caseario, noi in Regione Veneto segnalammo la cosa, la segnalammo all'allora assessore Pan e al Dipartimento, e vi fu un'uscita della Regione Veneto dell'assessore nel quale disse che probabilmente chi operava in questa maniera sleale avrebbe avuto delle problematiche poi anche nella richiesta di interventi pubblici o regionali. Beh, questo è un deterrente, no? Cioè, voglio dire, ma siamo proprio sicuri che pagare il giusto, il prodotto, incida così pesantemente nelle tasche di una famiglia? Siamo proprio sicuri? Io vorrei proprio vedere quanto incide su una famiglia pagare quei 28 centesimi lì a radicchio piuttosto che in altri settori. Ecco, questo è il tema. Dopodiché, per tornare alla domanda che dice lei, io credo che il Covid ci abbia insegnato una cosa. Abbiamo visto che i sistemi di commercializzazione tradizionali hanno subito delle evoluzioni. Pensiamo ad esempio alla vendita online, pensiamo ad esempio al retail, alla consegna a domicilio, pensiamo ai negozi di prossimità, cioè avendo problematiche con la mobilità il cittadino, il consumatore spesso andava nel negozio di prossimità. Quindi quelle sono le strategie. Noi abbiamo messo in piedi, esattamente la settimana scorsa abbiamo coniato una piattaforma nella quale chi ad esempio volesse acquistare frutta, verdura o beni alimentari di qualsiasi genere, senza dover ricorrere a 10-20 link per poter prendere radicchio di qua, il salame di là, attraverso un'unica piattaforma riesce ad avere una fornitura unica con uno scontrino unica. Abbiamo messo in piedi poi degli accordi con una delle più grandi sistemi di logistica, di vendita online, che è Alibaba, che è il secondo dopo Amazon. Cioè, questi sono i percorsi che un'associazione deve mettere in piedi e mettere a disposizione di quelle che sono le nostre imprese e le nostre aziende. Per in un'evoluzione diversa, perché il Covid, dico questo, poi taccio, il Covid ci ha insegnato una cosa, che i sistemi tradizionali probabilmente vanno superati e bisogna avere una visione anche più moderna e più avanzata. È vero, però ad esempio il piccolo produttore come fa ad affrontarli? Un altro messaggio che è arrivato, assisto al disboscamento a favore dello sfruttamento agricolo senza scrupoli, come in Alta Val Borago, e poi si lamentano gli agricoltori, ma i soldi fanno comodo. Qui parla di disboscamento e sfruttamento agricolo. Ma guardi, adesso io non conosco la situazione nello specifico. Ci sono stati sicuramente delle situazioni di disboscamento a favore di attività produttive, però voglio dire, se pensiamo che la più emblematica, ad esempio quella che mi viene in mente, che è quella del Prosecco Valdobbiadene, ha poi generato un riconoscimento mondiale che è quello di patrimonio per l'UNESCO, probabilmente questo insegna che quando le cose vanno fatte bene, vanno fatte governate, gestendole assieme all'istituzione e alla politica, le cose vanno fatte bene. Noi abbiamo un problema inverso invece, noi abbiamo un problema di gestione ambientale, di gestione del bosco. Le nostre montagne vengono giù perché più nessuno va a tagliare, va a manutentare. Ma ci sono manutenzioni, se lei pensa, noi lavoriamo circa la metà in meno del legno che viene lavorato da paesi come l'Austria, che non mi sembra che abbiano la titolarità di essere paesi anti-ambiente per definizione, anzi quando si pensa ad un ambiente sano, ad un ambiente armonioso, si pensa alle vallate austriache. No? Quindi il tema è molto scottante. Sa cos'è? È che qui manca un piano strategico di intervento sulla manutenzione territoriale e anche su quella boschiva, che noi chiediamo alla Regione. Oggi la Regione Veneto deve mettere in piedi anche un percorso di cosa vuole fare delle nostre montagne, qual è la filiera che vuole mettere in piedi all'interno delle nostre montagne, per tenere la gente in montagna e quindi la montagna gestita ed evitare che poi venga giù e coinvolga anche chi è a valle. Bisogna incentivare chi è sul posto a starci e lo incentivi mettendo in piedi dei sistemi di filiera, non come quella che ho detto prima, ma di sistemi produttivi che permettano
a chi è in montagna di stare in montagna. Ho fatto l'esempio della montagna perché parlavamo appunto di disboscamento, parlavamo di boschi. Chiarissimo. Noi abbiamo una risorsa che è il legno, che è una risorsa che da qui in avanti avrà una valenza importantissima. Dobbiamo sfruttarla all'interno di un'economia circolare, governata. Siamo in chiusura, Presidente. Un appello che voi fate, una cosa che è di grandissima importanza, che si sente di dire proprio. Guardi, l'appello che noi facciamo è di cominciare a ragionare di sistema. Abbiamo visto che ragionare a compartimenti stagni, dove ognuno cura il proprio pezzetto, non porta a nulla, perché di fronte ad un evento sciagurato come questo, anche il più forte è venuto meno. Quindi dobbiamo cominciare tutti assieme, dai sistemi produttivi, i sistemi economici, alla politica, alle istituzioni, ai comuni, dobbiamo cominciare a ragionare su un grande piano di riordino e di sviluppo economico. In questo caso parlo dell'agricoltura, ma anche no, perché siamo tutti interconnessi. Guardi, l'agricoltura è interconnessa, perché quando parliamo di agricoltura parliamo di agroalimentare, parliamo di trasporto, di logistica, di persone che lavorano all'interno, di macchinari, quindi occorre ragionare di sistema. Spesso questo da parte della politica non viene fatto attraverso una visione spezzettata, si arriva fin qua, si tampona di qua, però oggi abbiamo visto che questo non è più sufficiente. Abbiamo i cambiamenti climatici, abbiamo problematiche di sostenibilità, abbiamo un inquinamento che perversa e ci porta ad avere questi disastri che spesso viviamo ormai sempre più. Quindi quello che io chiedo e che ormai chiedo da tempo è quello di avere una visione tutti insieme e tutti insieme di starci ad ascoltare, perché noi siamo associazione di interesse, ma che portano e che toccano con mano cosa vuol dire la gestione del territorio, l'utilizzo dell'acqua, il risparmio, tutto quanto. No? Quei temi che poi oggi il cittadino ci chiede. Assolutamente. Questo è quello che io mi sento di mettere sotto l'albero di Natale. Allora noi la ringraziamo, l'avremo ancora nostro ospite, le auguriamo naturalmente buon lavoro e buon Natale, naturalmente a parte nostra. Ringraziamo i nostri telespettatori, vi sollecitiamo come sempre a scrivere a noi le mail oppure direttamente rivolgersi per certe problematiche all'associazione di categoria che vi può dare un supporto e comunque rappresenta gli appartenenti e può in qualche modo provvedere a fronte di istanze ben precise. Noi affronteremo ancora naturalmente questi temi. Grazie di aver partecipato e ci troviamo naturalmente presto domani. Grazie.